dell'iniziativa, è molto interessante peraltro. Il giudice è molto bravo, un po' tranchant nei confronti dell'autrice del libro, perché voleva dire ogni tanto qualcosa di interessante, ma tutte le volte diceva che erano scemenze, non voleva dire quelle dette da lei, voleva dire in genere. Però secondo me invece lei ha detto delle cose che potevano, se sviluppate, essere interessanti. Per esempio, la prima cosa dai dati che ho io è che invece la banda di Felice Maniero effettivamente non è morta, nel senso che sono stati fatti 300 arresti perché lui è stato collaboratore di giustizia e quindi ha spifferato tutto, e quindi ne hanno arrestati quasi tutti, però solo nel 2008, recentissimamente, quindi nel 31 maggio 2008 è stata all'ultimo minuto scoperto che 17 di questi avevano previsto una evasione di massa durante il trasporto col cellulare, non il telefono, camioncino da Vicenza alla caserma di Padova. Doveva essere fatto un assalto vero e proprio con uccisione dei poliziotti. Era stato poi prevista anche l'uccisione del giudice, che è una donna, Cescon, si chiama Renzo Cescon, che stava indagando sulla banda. Doveva essere ucciso il figlio di Boris Giuliano, che è famoso, voi siete molto giovani, comunque Boris Giuliano è stato un capo della squadra mobile di Palermo, ecco lui un eroe antimafia ucciso dalle Corleonesi. Il figlio fa anche lui capo della squadra mobile, era il capo della squadra mobile di Padova, era stato ucciso dalla banda di Maniero, di successore di Maniero, nel 2008, e doveva essere ucciso anche l'altro capo della squadra mobile che si chiama Calì, adesso Giuliano è stato trasferito, quindi poi sono i padovani, quindi dovevano sapere. Quindi non è una cosa da poco, è vero che la mafia intesa propriamente, sicuramente Pennisi su questo è imbattibile, o la Camorra hanno delle distinzioni, eccetera, eccetera, ma dal nostro punto di vista di Veneti, alla fine quello che conta è la criminalità organizzata, da qualsiasi parte sia originata e sia i suoi punti di vista, e quindi è pericolosa. Ci sono state recentemente delle indagini che hanno posto allo scoperto, per esempio, il caso dei motoscafi di Venezia, che c'era una vera e propria banda criminale pericolosissima che minacciava, intimidiva, eccetera. Erano i motoscafisti abusivi della governata da un sistema di tipo mafioso fondamentalmente. E si è molto faticato a scoprirla perché anche la polizia, a fronte delle denunce, non interveniva. Tanto è vero che il manager che aveva in mano il parcheggio del Tronchetto, era una multinazionale che ha parcheggi in tutta Italia, eccetera, e a un certo punto ha fatto la denuncia alla polizia di questi traffici, di questi praticamente obbligavano i turisti ad andare sui motoscafi abusivi, truffavano i turisti perché non gli facevano poi fare il giro giusto, perché non potevano andare sul Canale Grande perché sul Canale Grande c'era la polizia, eccetera, eccetera, e intascavano un paio di soldi, perché il flusso turistico di Venezia è talmente enorme perché la criminalità va dove si guadagna tanto, giustamente come si diceva, si guadagna tanto dove c'è un flusso enorme, quindi parcheggio Tronchetto, Piazzale Roma, motoscafi e così via. Questa banda è stata sgominata faticosamente, nonostante ripetute denunce anche dei turisti, e nonostante il sistema mafioso, che quindi si era incuneato probabilmente anche dalle forze di polizia, perché questo manager ha dichiarato, molto demoralizzato, che lui era andato a parlare con il funzionario della polizia, e questo gli ha detto: va bene, mettetevi d'accordo e chiudetela lì. Il consiglio che gli ha dato: mettete d'accordo con i criminali, fondamentalmente dagli qualcosa, perché non. Quindi non è che poi siamo messi. Poi un'altra delle indagini che viene spesso ricordata anche in questo libro, per esempio, riguarda il Gazo Veronese, giustamente il paese di Ardela in fondo, è il paese in cui si parla di mafia. E cosa è successo a Gazo Veronese? A Gazo Veronese è successo che il sindaco e una serie di tecnici sono stati accusati di associazione a delinquere, sono stati anche carcerati, anche se a casa, ma comunque è stato arresto domiciliare, 6 persone in arresto domiciliare, una 30 sono stati denunciati. Il processo è in corso, una cosa avvenuta un paio di anni fa,
bene perché abito a Ciarea, siamo a circa 10 km di distanza. A Gazzo Veronese il vice sindaco, che era inquisito assieme al sindaco, si è presentato alle elezioni e ha perso per 60 voti. Dall'altra parte c'erano tutti gli altri partiti messi assieme, cioè c'era il PD, la Lega Nord, una delle sante alleanze famose, Alleanza Nazionale e un po' di indipendenti. Hanno fatto un assembramento per la legalità contro, ovviamente Forza Italia era invece banditi, contro Forza Italia, che non si chiamava Forza Italia ma era una lista civica, ha vinto per pochissimi voti. Perché? Perché la gente di Gazzo Veronese ritiene che il sindaco, che è un geometra e che ne ha cambiati tutti i colori, e tutto sommato facesse il loro bene, perché il fatto che promettesse la sanatoria della casa che era abusiva, del garage, della sopraelevazione, prometteva il cambio di destinazione urbanistica del terreno in cui avevano fatto l'allevamento e non potevano farlo, ma diceva vabbè, ma adesso facciamo il patto nuovo e lo sistemiamo, e tutte queste cose ha creato un grande consenso. Ha creato un grande consenso e un consenso che secondo me sembra un'elezione adesso, che è passata da Buriano, che sono andate elezioni una settimana dopo l'arresto, no? Una settimana, 2 mesi dopo l'arresto. Io credo che la magistratura si sia mossa quando il sindaco ha dichiarato sul giornale che si sarebbe presentato. La magistratura aveva fascicoli enormi che probabilmente lasciava dormire perché sembrava che quel sindaco fosse in fin di vita, cioè lui aveva fatto la finzione. Scusate se vi racconto questa cosa che sembra, no, è interessante per capire i meccanismi psicologici anche della nostra gente, non sono molto distanti, attenzione, quando sento parlare, meridione, eccetera, tutto il mondo del paese. Questo qua cosa fa? Quando inizia l'inchiesta, definisce questo, tutto quanto, eccetera, poi a un certo punto vede che l'inchiesta va avanti, lentamente, come in Italia va avanti tutto, cosa fa lui? Fa un finto ictus, consigliato ai avvocati probabilmente, si fa prelevare da Verona Emergenza con l'elicottero, sta morendo, lo porta in ospedale, a quel punto la giustizia si ferma, poverino, sta morendo, però è massacrato, si ferma tutto. Il giudice che sta facendo l'indagine va via da Verona, tutto tace, passa il tempo, passa 1 anno, 2 anni, il sindaco che stava morendo dichiara sull'arena in maniera secondo me ingenua, dichiara all'arena ma adesso mi ripresento alle prossime elezioni. Ma come, stai morendo? Ti ripresenti il sindaco? I giudici lo fanno e se lo portano. Ma ti sei dimenticato? No, lui è sospeso con noi. Io lo conosco bene, è anche simpatico tra l'altro, proprio queste robe qua, è spregiudicato. Comunque ecco, vi garantisco che tutto il paese, parroci compresi, lì ci sono 3-4 frazioni, sono addirittura con le omelie in chiesa in difesa del sindaco, perché alla fine, poverino, ha fatto il bene del paese, perché la speculazione edilizia e urbanistica in quel paese era diffusissima, piacere a tutti. Per la persona normale era irrilevante il fatto che il piacere comportava l'obbligo di andare da lui o da un tecnico indicato da lui a farsi fare il progetto. L'associazione a delinquere nasce da qui. Io ti do e in cambio tu dai il progetto a me. Siccome io sono il sindaco, non puoi darlo a me, lo dai a Tizio, che è il socio con me, o a Caio, con cui sono d'accordo, e poi noi ci piaciamo metterci d'accordo. Facciamo il bene di tutto il paese, male non facciamo nessuno. In fondo i mafiosi non è questo che dicono. Ma è abbastanza diffuso. A chi facciamo? Sì, ma non a questi sì. Questa è una vera e propria associazione di delinquere. Dalle intercettazioni e dai fascicoli e dai computer è emerso appunto questa associazione, si passavano i clienti in cambio, poi ci sono state falsificazioni di timbri, di abusi, insomma, abbiamo fatto tutte cose. E non so se saranno condannati perché dopo in Italia adesso stanno facendo il processo. No, questo esempio l'ho portato, a parte che è citato come operazione nel libro questo mafiosa di Roberto Garbullo, è stato pubblicato recentemente da Sole 24 Ore. Beh, fanno un capitolo sul Veneto, non c'è molto, e c'è dentro il capitolo anche questa operazione